Il sindacato Saese ha indetto lo sciopero di docenti e personale il prossimo 12 dicembre. I dettagli nell'intervista al segretario nazionale Francesco Orbitello. Il 12 dicembre lo sciopero del personale della scuola, dei docenti, indetto dal sindacato Saese. Per quali ragioni, Francesco Orbitello, segretario nazionale? Sì, praticamente abbiamo indetto una giornata di sciopero per il 12 dicembre. In questo sciopero noi praticamente chiediamo una legge antimobbing per tutto il personale della scuola. Inoltre è uno sciopero di solidarietà nei confronti del maestro Adriano Fontani della provincia di Siena e presidente del Comitato Nazionale Antimobbing e Antibossing scolastico, che è un eclatante esempio di mobbing scolastico che è iniziato 12 anni fa e si è concluso proprio adesso, il 31 ottobre, con il suo licenziamento in tronco e senza preavviso. In realtà ad oggi non esiste una legge antimobbing a tutela del lavoratore e praticamente l'onere della prova spetta al mobbizzante, ossia alla vittima. In tutta la pubblica amministrazione, compresa quindi la scuola, abbiamo l'unica forma di tutela che abbiamo è l'istituto del CUG, Comitato Unico di Garanzia, che si trova nelle amministrazioni. Ce n'è uno in tutti i ministeri e un altro nelle amministrazioni periferiche di carattere regionale. Quindi nel caso della scuola uno è si trova al MIUR, Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per il personale amministrativo che lavora al MIUR, e gli altri si trovano praticamente, sono ubicati nei vari uffici scolastici regionali. Adesso non vi sto a spiegare, non entro nel merito dei CUG, ma considerato che per fare luce per il caso Fontani sono state presentate tra Camera e Senato 6 interrogazioni parlamentari, quelli con risposta scritta, per intenderci gli atti di sindacato ispettivo, ci chiediamo, visto che il CUG è un accordo avvenuto nel 2010 tra Dipartimento della Funzione Pubblica e Dipartimento delle Pari Opportunità, cosa ha fatto il CUG presso l'ufficio scolastico regionale della Toscana, visto che c'è stato un provvedimento estremo nel Senese dal 2010 ad oggi per il caso Fontani, appunto?